Stai ascoltando Paolino Express su Radio Godot. Diventerai una star, il Finlay a Paolino Express, e abbiamo al telefono il frontman da sempre, Pedro. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi amici di Radio Godot. Allora, come ho anticipato, siamo consapevoli che i Finlay ovviamente siano altro e siano andati avanti da quel singolo che vi ha portato poi a farvi conoscere ai più, diciamo, però abbiamo scelto questa come introduzione perché è quella che appunto ha dato il via un po' a tutto. Intanto Pedro, congratulazioni, perché ho saputo che sei diventato papà a febbraio. Sì, fatico ancora a crederci, però effettivamente è così. Il 23 febbraio è nato mio figlio, una gioia immensa, un'esperienza potentissima quella del parto e della gravidanza, ma non devo stare io a spiegare queste cose, sono più grandi di me, sono più grandi di noi, quindi ognuno poi la vive in maniera molto soggettiva. Sicuramente è uno dei passaggi più emozionanti della mia vita e soprattutto dell'ultimo periodo. Ecco, adesso metti un po' nei casini me, perché mia mamma mi telefonerà e mi dirà: Paolo, anche i Finlay hanno avuto un bambino, ma anche te, no? Perché nel nostro immaginario siete sempre dei ragazzi giovani, una bella band fresca, anche l'energia è quella di sempre, e quindi io intanto ti chiedo come si fa intanto a restare uniti tutti questi anni, perché tutto sommato siete stati fortunati. Io sento molte band attualmente, lo saprai anche tu, quanto è difficile tra le band incontrarsi, trovare il giorno giusto per le prove. Tu ti ricordi certo. Quei momenti all'inizio, quanto era magari difficile assemblare i componenti del gruppo? Certo, ma nel nostro caso c'era una comunione di intenti e di obiettivi che ha, diciamo, assottigliato quelle che potevano essere le divergenze, le difficoltà nel riuscire a trovare del tempo da dedicare alla musica, perché era esigenza personale di ogni componente quello di trovare dello spazio per la musica, anzi di sacrificare tutto il resto per questo. Ecco, sì. All'inizio ovviamente non c'era grandissima lucidità e grande chiarezza riguardo quali fossero gli obiettivi. Non è che ci eravamo posti: dobbiamo riuscire a sfondare nel mercato discografico italiano, dobbiamo diventare una band di riferimento per i giovani italiani. Niente di tutto questo, abbiamo pensato solamente a divertirci e a fare la musica che ci piaceva, seguendo i riferimenti che ci hanno svezzato musicalmente parlando durante tutta l'adolescenza. Certo. Il resto è stato tutto grazie alla passione che è stata il nostro collante anche per quanto riguarda l'amicizia, e il credere fortemente nelle nostre potenzialità in un progetto che piano piano ha preso corpo con il passare del tempo. Beh, e questo fa capire appunto sia la passione per la musica, perché poi quando mi dici ci si crede assolutamente al fatto, sai, non abbiamo iniziato con la musica per sfondare a tutti i costi, anche perché forse poteva venire anche più facile fare la canzoncina romantica per le adolescenti, diciamo così. Invece voi vi siete subito imposti col vostro sound, e questo forse ha permesso che continuate a suonare da tanto tempo. Che poi in realtà la canzone dolce, più romantica, c'è sempre stata nel nostro repertorio, sì, è sempre stata nella nostra indole. Diciamo che non c'era quella malizia di dire faccio una cosa perché posso sfondare con questa orecchiabilità. Cioè, il nostro background arriva da band che hanno fatto della melodia e dell'immediatezza quello che era il loro marchio di fabbrica, di conseguenza ci è sempre venuto naturale creare e costruire musica in questa determinata maniera, e come ti dicevo non abbiamo mai iniziato a scrivere una canzone per un obiettivo, era perché era quello che ci piaceva. Evidentemente eravamo arrivati alle orecchie di un produttore come Claudio Cecchetto nel momento giusto, visto che dopo l'esplosione di Green Day con American Idiot nel 2004, nel 2005-2006 si sentiva la necessità anche di qualcuno che nel mainstream poteva quantomeno in piccola parte rappresentare una band da proporre ai giovani, e noi lo siamo stati. Sì. Quindi il momento in cui voi avete capito che stava cambiando qualcosa, che finalmente c'era molto più pubblico ad ascoltarvi o a richiedere i vostri live, è stato forse l'incontro con Cecchetto, no? Sì, in realtà poi con la firma di Claudio è partito effettivamente, ha preso il largo il progetto, ha iniziato a diventare qualcosa di serio,
e si è iniziato a pianificare l'uscita prima di un singolo, poi di un disco, poi di un tour e tutto quanto. La prima volta in cui abbiamo capito che stava succedendo veramente qualcosa è stato, credo, nell'estate del 2006, perché tra Festival Bar, il nostro tour e i singoli di successo che avevamo appena pubblicato, da una data all'altra, ma sto parlando di magari un concerto a distanza dell'altro di 3 giorni, si vedeva che le file aumentavano proprio a dismisura, e da magari 500-600 persone diventavano 1000, diventavano 1500, diventavano 2000, e questa cosa la vedevi proprio da un giorno all'altro ed era un fattore incredibile. Certo, ma guarda, adesso mi hai nominato il Festival Bar, io con voi Finlay nella formazione del Festival Bar ho una foto meravigliosa nel backstage del Festival Bar a Verona, all'Arena di Verona, perché ero lì per altre vicissitudini nel backstage e ho questa foto che tengo con affetto, perché appunto tutta quella musica mi ricorda quel periodo meraviglioso. Magari te la porterò al prossimo live, che ho visto che è passata anche da Verona, e appunto ecco, il Festival Bar penso sia una cosa meravigliosa da mettere lì nella mensolina, no? Uno di quelle medaglie un po', ecco, ne ho parlato con Valeria Rossi qualche settimana fa, no? Da 3 parole eccetera. Al Festival Bar ancora si battevano le mani, no? Adesso sono tutti con lo smartphone in mano. È vero, questo no? Questo è un forte cambio generazionale, cioè la tecnologia poi ha preso il sopravvento e c'è un bisogno quasi maniacale di essere presenti in qualche modo. Infatti mi è capitato di dirlo durante i concerti: raga, godeteveli, non state per forza con le mani sullo smartphone, nel senso che sì, un paio di pezzi ci sta perché hai un ricordo, hai un qualcosa che ti rimane, che poi ti riguardi, che poi la maggior parte delle volte non si riguarda, però meglio viversele, meglio godersele, meglio baciare la persona che è accanto, meglio abbracciarsi, meglio saltare, meglio sudare, tutto questo è impagabile, è anche un po' sinonimo di quello che è il vivere il presente anche nella vita di tutti i giorni. Esatto. Quindi meno male, quindi ai vostri live ogni tanto il video va benissimo, per carità, qualche foto eccetera, però poi non si può star fermi. Diventa anche un supporto da parte dei fan, perché continuare a condividere stories e concerti fa vedere che sei in giro, che c'è tanta gente ai tuoi concerti, che ci si diverte un tuo live, quindi quello è sicuramente un'arma promozionale di passaparola molto interessante. Certo. E adesso è uscito il vostro nuovo album che si intitola We Are Finlay, quasi come We Are Family, no? Sì, più o meno. Va quasi a sottolineare forse la voglia di ribadire e sottolineare un'identità che, a mio avviso, sentendovi, ascoltandovi nel live, non avete mai perso. Cioè, i Finlay sono i Finlay, io quando li sento non ce ne sono altri. Poi, per carità, uno può migliorare, il musicista può sapere da canto suo appunto come ha migliorato determinati suoni eccetera, però il fan che vi ascolta, che magari anche di musica non è personalmente avvezzo, quindi non sa critico musicale, esatto, però i Finlay li riconosce, quindi c'è un'identità che voi riuscite a mantenere salda. E noi abbiamo deciso di intitolare questa raccolta live, questo disco live, We Are Finlay, perché crediamo che il palco sia per noi la massima espressione di quello che siamo, come dicevi tu, è un manifesto un po' della nostra identità, di quello che è la nostra band e del luogo in cui la nostra band si trova più a suo agio, ovvero il palcoscenico. In questo disco abbiamo raccolto i brani forse più celebri della nostra carriera, più alcune chicchette, soprattutto del nostro ultimo album, e credo, cioè, l'obiettivo era ambizioso, quello di riuscire a registrare su un supporto quella che è la totale esperienza di un concerto, senza l'ausilio delle immagini in questo caso, perché stiamo parlando di un CD, però di riuscire a far vedere lo stesso quello che succede al nostro concerto, non solamente un'esperienza udibile, ma anche che si può osservare, che si può vivere dall'interno. E ovviamente credo che chi è già venuto a vederci durante un nostro live potrà rivivere le stesse sensazioni e le stesse emozioni che abbiamo vissuto insieme in questi ultimi anni. Chi non è ancora passato a trovarci, sicuramente un approccio interessante a quello che è la nostra musica, perché effettivamente si vede papale, come si dice, quello che sono i Finlay senza filtri, e un power trio con una voce che si mischiano alle voci del pubblico, che diventano un quinto elemento, in questo caso imprescindibile in un concerto.
Ok, ascolta Pedro, se sei d'accordo io farei ascoltare, ho scelto Fumo e Cenere, lo so, perdonami, sono fermo lì, ma è solo perché ho cercato di accontentare un po' tutti le persone che mi hanno scritto, così ho scelto questa perché è molto povera per quanto riguarda gli strumenti e quindi per far vedere per far ascoltare un altro lato della medaglia per quanto riguarda i film, e poi ci ritroviamo perché chiudiamo e ascoltiamo poi il nuovo singolo, ovviamente, va bene? Va bene, perfetto. Resta allora, lì con Fumo e noi. Cenere sia. Perfetto, grazie Pedro. Stai ascoltando Paolino Express su Radio Godot. Fumo e Cenere e Finlay, un bel salto nel passato, ma andiamo al presente, vero Pedro? Assolutamente sì, perché in We Are Finlay, il disco live che abbiamo appena pubblicato venerdì, è contenuto anche un brano inedito, che non è un brano inedito qualunque, si intitola San Diego e parla, un brano sicuramente e decisamente autobiografico, perché parla di un viaggio che ho fatto nel 2018 in California, un viaggio verso la West Coast come tanti degli ascoltatori probabilmente avranno fatto nella loro vita, però è stato un viaggio speciale perché è coinciso anche con la notizia della gravidanza. Certo. Che io e la mia compagna abbiamo iniziato praticamente proprio lì. Ok. E è un brano che ha avuto una gestazione abbastanza lunga, che praticamente è coincisa con quella della gravidanza, perché praticamente ricordo di aver inviato ai ragazzi una bozza anche prodotta di test e ovviamente musica durante le notti di ricovero di mia moglie. Okay. Gli zii Finlay hanno reagito con grandissimo entusiasmo a quello che è il brano che gli avevo proposto e per l'idea che avevo avuto. E niente, è un brano che ho voluto ovviamente dedicare a mio figlio Diego, ma sarebbe tra virgolette, anche se improprio il termine riduttivo, definirlo una dedica. È un brano solamente a mio figlio, ma è un brano verso orizzonti inesplorati, verso un orizzonte in questo caso che per me era la paternità, ma che è una canzone che parla di viaggio, parla di questa mia esperienza e parla di un tributo verso una città che per noi ha sempre rappresentato tanto in termini di sound, ovvero San Diego, che è la città che ha dato i Natale ai Blink 182, certo. Ed è una città che da sempre è simbolo di estate. Infatti nel testo dico: qui l'estate non se ne va, ed è la città dove non cade mai il cielo, quindi non piove mai, è il luogo perfetto per stare bene e vivere. L'ho visto e l'ho toccato con mano dal vivo, una città splendida che poteva rappresentare al meglio quello che poteva essere il mio futuro e il mio orizzonte, o quello che spero possa accadere per mio figlio. Fantastico, grazie Pedro. Io ricordo anche che sarete live da questo venerdì 24 maggio a Brescia, poi si va a Bolovolone il 7 giugno in provincia di Verona, e lì probabilmente farò in modo di esserci, e poi si va avanti. Poi tantissime date in giro per l'Italia, passeremo anche da Roma il 27 di luglio a Villada, sarà una bella festa. Ci prenderemo qualche settimana di pausa necessaria nelle settimane centrali di agosto, ma poi credo che porteremo avanti il tour fino alla fine di settembre. Perfetto, grazie al Papa Rock, quindi Pedro. Ci vediamo in tour. Vediamo. È ancora tutto da capire che tipologia di papà, però vedremo. Va bene, ci risentiremo allora. Intanto ci ascoltiamo San Diego. Grazie Finlay, grazie a Pedro, ciao. Ciao, grazie a voi, ciao. Ciao.